Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Anche a Cagliari la giornata europea della microfinanza, in agenda la finanza inclusiva e l'economia sociale. Al via la relazione introduttiva di Carla Della Volpe, presidente di COPFIN, e poi l'atteso intervento di Laurel Coussira-Cousteré, presidente di European Macrofinance Network, ed anche le relazioni di Emanuele Cabras sul piano di azione europea e gli strumenti di finanziamento per l'economia sociale, e di Andrea D'Apozzo della Commissione europea sul ruolo del gruppo BEI per favorire l'imprenditorialità, la crescita e il sostegno ai più vulnerabili. A seguire è stata la volta di Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti, che ha trattato il tema degli strumenti di finanza inclusiva del Fondo Sociale Europeo, e di Massimo Temussi, direttore regionale dell'Autorità di Gestione dei Fondi di Sviluppo Europei, che ha incentrato la sua relazione sulle partnership pubblico-private a sostegno della finanza inclusiva, il caso Sardegna. Sul ruolo della cooperazione nell'isola sono intervenuti i presidenti regionali di Lega Coop e Confcoop, Claudio Azzori e Fabio Onnis. Le conclusioni sono state compito di Gianpietro Pizzo, presidente di Rete Italiana di Microfinanza. C'è una grande bisogno, una grande domanda potenziale di operatori di microcredito per quanto riguarda soprattutto gli operatori economici di piccola dimensione a livello territoriale, sia individuali sia collettivi, anche cooperative potenzialmente. Lo strumento è uno strumento molto flessibile, è possibile evidentemente, è importante che ci sia un accompagnamento, quindi non soltanto il finanziamento ma anche i servizi diciamo non finanziari di accompagnamento, perché fare in modo che poi effettivamente il credito produca quegli effetti di cambiamento dal punto di vista anche occupazionale, dal punto di vista della creazione del valore, e soprattutto che sia un servizio permanente sul territorio. Per quel che è la sua esperienza pluriennale, stiamo andando a ridurre le sofferenze nel credito? Allora, come dicevo prima, dipende molto da come si costruiscono questi processi. Allora, ci sono due caratteristiche evidentemente. La prima è selezionare i buoni imprenditori, cioè persone che effettivamente hanno capacità di gestire e di fare economia sul territorio. La seconda è costruire quei servizi di territorio, quindi accompagnare con un approccio di sviluppo locale per ridurre al massimo il livello di rischio. Noi sappiamo che stiamo in un'economia globale in cui i rischi, le situazioni impreviste possono effettivamente oggettivamente creare dei problemi da un punto di vista, pensiamo al tema del caro energia per esempio. Però se abbiamo un territorio, così si dice, resiliente, cioè capace effettivamente attorno di costruire quei servizi professionali di accompagnamento, il rischio si può ridurre e quindi avere una buona qualità del portafoglio, quindi un buon ritorno. Rimaniamo sul tema delle sofferenze. È vero che il mondo della cooperazione è più virtuoso rispetto ad altri scenari? Questo è un tipico esempio di microfinanza, cioè quando ragioniamo sul fatto che esista accanto diciamo, alla buona idea, al buon progetto di impresa, anche una capitale sociale, cioè persone che si conoscono, che sanno lavorare assieme, evidentemente questo costruisce una solidarietà di fondo che riduce anche evidentemente le difficoltà e i problemi che possono nascere appunto da una situazione di mercato difficile o da una situazione
di realizzazione del progetto difficile. Quindi la dimensione collettiva e cooperativa è una dimensione sicuramente molto importante per ridurre i rischi e per costruire maggiore stabilità. Carla Della Volpe ha aperto da padrona di casa la giornata europea della finanza. Che cosa hai detto nella tua introduzione? Sì, grazie. Noi abbiamo aperto questa giornata nell'ambito della giornata europea, come diceva, della microfinanza organizzata da Copfin, organizzata anche in collaborazione con Ritmi, che è la rete italiana della microfinanza, e con il patrocinio della Regione Sardegna. Abbiamo avuto importanti relatori che hanno parlato, insomma, dell'importanza della ricaduta delle risorse che ci sono in questo momento in campo. Penso in primis al PNRR, ma anche alla nuova programmazione comunitaria 2021-2027 e alle ricadute che possono avere queste risorse nel territorio anche per il tramite degli strumenti finanziari locali. Esponenti del mondo dell'economia, del mondo della finanza, una relatrice è arrivata addirittura dall'Europa. Quindi un impegno importante, una giornata che dovrebbe segnalare che anche sul territorio regionale si sta lavorando per l'economia del futuro. Sì, Banca Europea degli Investimenti, Commissione Europea. Abbiamo sentito la presentazione del piano europeo per l'economia sociale. Noi siamo in campo, siamo un operatore specializzato sull'economia, in particolare sul mondo cooperativistico. Pensiamo che le cooperative rappresentino un pezzo importante dell'economia e di questa società. Sono presenti in tutti i territori e in tutti i settori merceologici dell'economia. Noi siamo Copfin, è l'unico operatore di microcredito avendo sede legale ed operativa in Sardegna, ed oltretutto operiamo anche con importanti partecipazioni nel capitale sociale delle cooperative. Noi pensiamo di poter essere un partner importante per la Regione Sardegna per come dicevo, più efficiente e più efficace utilizzo degli strumenti finanziari per poter progettare anche uno sviluppo e un futuro diverso, uno sviluppo diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ed eccoci con lo specialista in tema di finanza, direttore generale di Fidicoop, ma anche membro di BPER con compiti importanti. Microcredito in Sardegna, a che punto siamo? Ma il microcredito è ormai una realtà consolidata. Se parliamo specificamente di finanza inclusiva, di microfinanza, di quello che è per definizione, ma non solo, l'anima del tema che si porta in questo evento, è una realtà consolidata. Perché da tempo la Regione ha puntato sul microcredito all'interno della finanziaria regionale, e cioè della SFIRS. Ormai ci sono buone prassi consolidate, direi, che non hanno bisogno se non di continuare nel tempo. E B, perché il nostro sistema cooperativo ha ulteriormente dato risalto a questa fondamentale modalità di finanza, e lo ha fatto. Ora sto pensando alla Copfin, alla finanziaria che ospita, alla nostra finanziaria che ospita questo convegno. L'ha fatto attraverso l'accreditamento che Copfin ha avuto come intermediario autorizzato dalla Banca d'Italia ai sensi del 111 del testo unico bancario. Non dimentichiamoci che Copfin è stato uno dei primi e purtroppo direi dei pochissimi operatori italiani autorizzati all'esercizio del microcredito, quindi in ambito un primato in ambito nazionale. Il microcredito doveva essere gestito inizialmente da operatori specializzati. Poi evidentemente per tanti motivi il numero di questi operatori non ha raggiunto un minimo atteso e la normativa si è evoluta ammettendo fondamentalmente anche il sistema bancario, ma il sistema bancario non è che faceva comunque prestiti personali
piccoli prestiti ai piccoli operatori economici senza necessità di una specializzazione. Quindi c'erano e restano operatori specializzati che oggi come Copfin tra l'altro fanno microcredito in proprio e lo fanno a favore delle cooperative, ma fanno anche attività di tutoraggio, che è uno degli elementi essenziali della normativa, andando fondamentalmente a supportare anche le stesse banche che erogano, che fanno la parte finanziaria. Quindi direi un sistema che ha regione da un lato, operatori specializzati e il nostro sistema cooperativo dall'altro, quindi un sistema che deve andare avanti, ma la finanza inclusiva è anche altro. Massimo Temussi, che è direttore generale in assessorato alla programmazione, ha fatto il suo intervento in questa giornata europea della finanza su questo tema, il social impact, esperienze europee e italiane, quindi terzo settore. Sì, il terzo settore ovviamente è unito a strumenti finanziari, quindi è una cosa di cui si parla tanto da tanti anni. In realtà l'Italia è fra quei 4 paesi che sono definiti cosiddetti expert, cioè paesi che hanno fatto tante cose in investimenti sul sociale. Dall'altra c'è che possiamo fare ancora molto di più, e soprattutto la Sardegna può fare di più, perché nello scorso periodo di programmazione non abbiamo centrato tutti gli obiettivi. Ci stiamo riprovando in accordo col mio collega autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo, perché questo è un tema valido, molto valido per la Sardegna, cioè sperimentare degli strumenti finanziari e degli investimenti che abbiano una ricaduta ovviamente sul terzo settore e che però anche abbiano la cosiddetta sostenibilità, cioè non che siano sovvenzioni e poi si fermano lì perché poi hanno necessità sempre di essere sovvenzionati, ma creare qualcosa a cosiddetta fecondità ripetuta, cioè un investimento reale che abbia una capacità di sostenersi in prospettiva anche sul mercato, pur essendo un investimento sul sociale. Questo è il tema. Non è facile, non è stato facile, ma gli strumenti ci sono e abbiamo anche il know-how per farlo. Massimo Temussi, un dirigente regionale sempre al fronte. Dopo 2 anni di lotta alla pandemia, il secondo step è stato quello di passare dalla sanità alla programmazione e al bilancio per parlare di piano nazionale di ripresa e resilienza. Qual è il compito più difficile? Non abbiamo mai visto in periodo di programmazione così tante risorse, quindi grande opportunità, dall'altro grande responsabilità, perché anche in passato e soprattutto negli ultimi periodi di programmazione in tutta Europa purtroppo, pur essendoci tanti fondi a disposizione, non siamo mai riusciti a spendere, ed è un problema europeo, non sardo, non nazionale. Quindi ancora di più in questo periodo di programmazione in cui c'è un ulteriore fondo, addirittura ne abbiamo 6 fondi sulle politiche di coesione che riguardano la Sardegna, abbiamo quasi 10 miliardi di euro a spendere in meno di 5 anni. Quindi è veramente una sfida incredibile, però da questo può davvero ripartire un'economia sarda molto più forte come è stata in passato. Approfitto della presenza al convegno del presidente regionale della Lega delle Cooperative per analizzare i dati degli ultimi giorni che riguardano lo stato dell'economia e dell'occupazione. Abbiamo avuto negli ultimi 2 anni 1200 assunzioni all'anno e gran parte di queste sono state fatte a tempo indeterminato, l'80%. Nel frattempo è emerso un dato negativo che riguarda quello del libero professionista, di chi fa impresa. Un periodo come quello pandemico ha messo in crisi un sistema imprenditoriale debole, noi andiamo a dire da tempo, attaccato soprattutto le piccolissime imprese. Per quanto riguarda invece le grandi, sono i temi dell'aumento dei costi delle materie prime, i temi dell'energia che a questo punto portano le imprese a chiudere o a interrompere l'attività più che a chiudere per aspettare un periodo migliore. Quando si manifesta questa difficoltà, qual è la risposta che dà il vostro mondo all'imprenditore? Ecco, volevo proprio porre l'accento su questo. Nel nostro mondo, nel sistema economico di Legacoop, le imprese cooperative, le società partecipate dalle cooperative non rappresentano questi numeri negativi. L'occupazione non è scesa, nessuna delle nostre aziende ha interrotto l'attività, se non in determinati piccoli settori dove noi siamo, come quello del turismo, che magari ha
ridotto per carenza di personale, non perché ha mandato a casa il personale. Quindi avrebbe potuto avere anche una stagione migliore, ma il tema della carenza di personale presso le strutture turistiche oggi è un tema che riguarda anche noi. Microcredito, ci avviamo alla conclusione, tra poco ascolteremo anche come stiamo utilizzando tanti soldi, quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come li stiamo utilizzando? Esclusivamente sui bandi che dal Ministero vengono emanati, che principalmente riguardano le grandi opere, i lavori pubblici e i bandi per i comuni. Tutto il pezzo dell'accordo pubblico-privato nel nostro territorio regionale più che altrove non viene preso in considerazione dall'ente pubblico. Quindi noi continuiamo a chiedere che il PNRR sia un piano per il pezzo che ci compete, un piano per la regione, ma per fare quello è necessario che pubblico e privato la smettano di rimpallarsi le responsabilità e si mettano assieme per costruire progetti che diano risposte dal punto di vista imprenditoriale e quindi lavorativo, altrimenti saranno bandi che vinceranno le grandi imprese quando va bene nazionali, se no internazionali, e il lavoro sarà portato qui in Sardegna o preso per una parte qui in Sardegna e durerà poco tempo. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'8ª edizione dell'Expo del Turismo Culturale in Sardegna quest'anno veramente speciale perché concomitante con la celebrazione dei 25 anni dal riconoscimento dell'UNESCO del sito di Sunuragi come patrimonio dell'umanità. L'evento inaugurale si è svolto nella sala congressi del centro culturale intitolato all'archeologo Giovanni Lilliu per l'organizzazione della Fondazione Barumini di concerto con il Comune, con la proposta di una vetrina per le eccellenze archeologiche
Ed è stato anche momento di confronto sullo sviluppo delle tematiche turistico-culturali che interessano il ricchissimo patrimonio della Sardegna, come l'area archeologica di Barumini. Workshop, percorsi di visita, laboratori, escursioni, dimostrazioni e partecipazione dei visitatori alle fasi di lavorazione della produzione artigianale ed enogastronomica locale. 2 le giornate programmate per Expo Barumini 2022 con il patrocinio della Regione, della Direzione Generale dei Musei della Sardegna e della Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio della Città Metropolitana di Cagliari, con l'allestimento di stand espositivi e promozionali rappresentativi dei siti regionali interessati all'archeologia, l'organizzazione di diverse conferenze e di una tavola rotonda incentrata sul tema dei valori dell'UNESCO. Buonasera, benvenuti a un altro appuntamento di Panorama Sardo, l'8ª edizione dell'Expo a Barumini. Siamo con il presidente Lilliu della Fondazione. Tanto fermento, tanta emozione per questi 2 giorni. Per noi è un appuntamento importantissimo perché si consolida il rapporto con tante altre istituzioni, tanti altri portatori di interesse nell'ambito del patrimonio culturale. Ci sono tanti protagonisti, soprattutto i siti culturali, sia sardi, sia quelli che vengono dalla penisola, sia quelli internazionali, perché abbiamo voluto quest'anno creare questo legame tra i vari siti UNESCO anche internazionali. Presidente, possiamo dire che Barumini è diventato un modello di valorizzazione e di promozione completo, visto i mesi che precedono ovviamente l'Expo. C'è un'unione, un trade union che insomma mette in risalto quello che è proprio il patrimonio. Noi abbiamo iniziato 16 anni fa con la realizzazione della fondazione, che è stato il momento in cui ci ha fatto fare il salto di qualità. Noi siamo partiti nel 2006 con circa 60.000 visitatori, adesso abbiamo oltre 100.000 visitatori a Sonuraji, più 45.000 a Casa Zapata e 20-24.000 qui al centro Lilliu, dove insistono delle mostre temporanee. Diciamo che queste sono occasioni attraverso cui i risultati delle ricerche, del lavoro quotidiano viene messo alla disponibilità dei diversi utenti e fruitori. Chiaramente le scuole sono un interlocutore privilegiato, perché se vogliamo investire in cultura e fare in modo che dalla cultura ne possiamo trarre occasioni per fare impresa e per creare occupazione e reddito, certamente gli studenti ci interessano molto. Possiamo dire che a Barumini il turismo esperienziale c'è. Sì, c'è. Questo evento, come dice lei, è l'8º Expo sul turismo culturale in Sardegna, che si ripete con successo negli anni, attirando migliaia di visitatori anche di altre nazionalità, valorizzando ancora di più il territorio e anche permettendo flussi turistici importanti. Questa manifestazione è sempre organizzata dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura, che è un'azienda con 60 dipendenti e più gli stagionali, che gestisce i beni culturali, i servizi e tutte le attività culturali del Comune di Barumini, di cui ho l'onore e onere come segretario generale di gestire già da 15 anni, dal 2007, da quando ha iniziato la sua attività. In questa gestione è incluso l'unico sito UNESCO che c'è in Sardegna, Sonuraji di Barumini, che è dal 1997 è stato inserito come patrimonio dell'umanità UNESCO e che oggi, come diceva, festeggia e inaugura il suo 25° anno di età. Io chiaramente in questa Expo sono ospiti importanti siti UNESCO italiani. C'è anche uno a livello internazionale, Merida, della Spagna. In passato anche abbiamo ospitato altri siti UNESCO importanti, Triulli di Alberobello, le Val di Noto della Sicilia, i 7 siti. Abbiamo ospitato il MAN, il Museo MAN di Napoli. Abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione.
di recente abbiamo esposto i reperti di Pompei che con Sunuragi di Barumini, abbiamo raccontato la loro esperienza di conservazione, di gestione, di valorizzazione dei loro siti, comparando i reperti e costruendo le loro storie di stile di vita di 2000 anni fa. Organizzare e amministrare un'azienda nel settore dei beni culturali, almeno la più importante, almeno così si dice, che la fondazione non è una cosa facile, è un'attività molto impegnativa. La presenza dell'unico sito UNESCO ci ha è obbligato a investire importanti risorse finanziarie, soprattutto nella scelta, nella selezione e valorizzazione del personale qualificato che deve rispondere a vari target di visitatori. Mi riferisco al mondo accademico universitario, agli archeologi, alla scuola in generale. Siamo anche in grado di raggiungere i visitatori in capo al mondo. Questo per noi vuol dire innovazione e competitività. Tutto questo per che cosa? Per creare domanda turistica, a promuovere le zone interne della Sardegna, in questo caso la Marmilla, capaci di garantire ospitalità in tutto il periodo dell'anno, grazie anche a un clima favorevole e a un'offerta di un prodotto turistico alternativo a quello balneare. Patrimonio dell'umanità, 50 anni dell'UNESCO, la direzione è quella giusta, dottor Vargiu? Io che presiedo l'associazione La Sardegna verso l'UNESCO ne sono assolutamente convinto. Il patrimonio dell'antica civiltà sarda ha caratteristiche di unicità straordinarie e se adeguatamente narrato, raccontato, può davvero diventare la svolta dello sviluppo economico della Sardegna. Quindi la capacità che noi abbiamo di trasferire ai sardi l'importanza di questo patrimonio e la capacità che abbiamo di esaltarne il valore universale, che è appunto quel valore che viene riconosciuto dall'UNESCO, può essere la svolta in uno sviluppo economico sostenibile per la nostra terra, che restituisce speranza alle zone interne, che restituisce tanta speranza ai giovani sardi e che dà alla nostra economia e al nostro sviluppo sociale una idea di futuro che forse in questo momento ci serve come il pane. Sindaco, un grande successo già dall'apertura di questo 8º Expo. Sì, è l'8ª edizione, poi è chiaramente un'edizione particolare, insomma, quest'anno non solo per il mondo dei beni culturali ma per tutta la comunità è il 25ennale del riconoscimento di Sunuragi nelle liste del patrimonio mondiale e quindi oltre ad essere una giornata bellissima per noi, insomma, per il mondo dei beni culturali, lo è per tutta la nostra comunità. Di Barumini è abituata un po' tutto l'anno ad avere visitatori, turisti un po' da tutto il mondo per i suoi siti, ma anche voi avete fatto in modo tale che sia con la fondazione sia con l'accoglienza riuscite anche a supportare questo tipo di lavoro. Siamo abituati storicamente perché sin dalla scoperta di Sunuragi, insomma, il flusso di visitatori c'è sempre stato. L'impennata dell'ultimo decennio in particolare è stata importantissima e ormai anche la comunità, anche il paese nel complesso si è abituato, insomma, a vivere in questo contesto, quindi con un flusso di visitatori sempre superiore e in particolare nell'ultimo periodo un flusso di visitatori che arrivano da diverse nazioni, insomma, dall'estero. Siamo nell'area divulgazione dell'8º Expo qui a Barumini con il dottor Bellisai. Dottore, qui abbiamo il cuore pulsante dell'evento. Sì, quest'anno abbiamo una nutrita rappresentanza di 28 espositori appartenenti all'ambito culturale, ad iniziare dal nostro stand appunto della fondazione con i 3 importantissimi contesti, quello de Sunuragi ovviamente, poi quello di Casa Zapata e questo centro Giovanni Liliu che ospita appunto tutte le manifestazioni più importanti. Volevo sottolineare l'importanza della rete che abbiamo creato nell'ultimo anno attraverso i più importanti organismi similari della Fondazione. Qui per esempio vediamo che abbiamo la Sardegna verso l'UNESCO, che è l'ultima con cui abbiamo creato la rete, un organismo, una fondazione che sta perseguendo uno scopo importantissimo, così come altrettanto importanti sono gli altri organismi. Una Sardegna che
ha come centro Barumini, nel senso che qui tutti gli operatori e gli enti preposti hanno avuto la possibilità di fare una divulgazione mirata. Questo è fondamentale, il vostro modello insegna proprio quello, si parte da un centro per poi arrivare a tutti gli altri. Certo, l'esigenza della rete è proprio legata a questo, il confronto e la valorizzazione di tutte quelle che sono le attività che ciascuno porta avanti in relazione sia alla notorietà dei siti che vengono gestiti dai singoli organismi, ma soprattutto quello che è l'offerta a tutti coloro che arrivano in Sardegna soprattutto. La comunicazione è parte integrante e sempre più presente, diciamo, nelle programmazioni, un settore, un ambito al quale si cerca di dare sempre più rilievo e sul quale si cerca di mettere un budget sempre maggiore. La nostra partecipazione, la partecipazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa, che ha portato soprattutto l'esempio di Nora, del sito archeologico di Nora, ha voluto presentare l'argomento durante la conferenza, l'argomento dell'accessibilità e la fruibilità dei siti culturali, che è un argomento assolutamente importante che non riguarda più solo l'abbattimento delle barriere architettoniche fisiche, che seppur estremamente importante poi è andato oltre con la ricerca anche di una fruibilità a 360 gradi per quanto riguarda tutte quelle persone che non riescono a fruire appieno dei siti culturali, come purtroppo in questo momento succede in Sardegna. Quindi il nostro intento, anche grazie ai fondi del PNRR, quindi grazie ai fondi che arriveranno dall'Europa, è cercare di mettere, di sistemare, di aggiornare, diciamo, il sito, non soltanto Nora ma anche il Museo Patroni che la Fondazione gestisce, la biblioteca, insomma tutti i beni che la Fondazione gestisce, cercare di metterli, di adeguarli a quei sistemi di fruibilità che consentano a tutti di poterne fruire nello stesso modo. Ci ha raggiunto la senatrice Sabrina Licheri. Il turismo può essere sicuramente un indotto economico fondamentale per la nostra isola. Assolutamente sì, e mi viene in mente quando qualcuno disse di cultura non si mangia. Ebbene, Barumini sta dimostrando invece il contrario, sta dimostrando che un'economia sulla cultura assolutamente si può creare e si può sviluppare. Chiaro, bisogna integrare cultura, enogastronomia, paesaggio, tutto questo sistema di Barumini sta dimostrando che si può fare. È chiaro, ci vuole l'aiuto che deve arrivare dalla politica, perché ci sono altri problemi su quali la politica deve intervenire, quindi parlo di collegamenti, parlo di infrastrutture e qui sono venuta a dare la mia disponibilità a portare le istanze sul tavolo del Parlamento. Senatrice, l'osservatorio italiano si differenzia da quello sardo perché ovviamente ogni regione ha le sue specifiche, le sue caratteristiche, i suoi valori. La Sardegna come possiamo posizionarla da questo punto di vista? Ma guardi, io qualche giorno fa ho assistito all'illustrazione delle linee programmatiche del ministro Santanchè. L'esordio è stato: ci sono poche risorse e le distribuiamo un po' per dare dei segnali. Ecco, io qui insomma umilmente mi sento di dire che, visto che le risorse sono poche, visto che la Sardegna è comunque tra le regioni che necessita di maggiori aiuti, e qui posso fare anche un veloce riferimento al principio di insularità al quale dobbiamo assolutamente dare dei contenuti. Ecco, forse sarebbe stato meglio, visto che le risorse sono poche, visto che la coperta è corta, concentrarci su dei fronti dove c'è effettivamente bisogno per avere un risultato impattante e concreto. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato.
cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Per organizzazione del giornalista Fabio Meloni si è tenuto a Cagliari presso la Manifattura Tabacchi, nell'ambito della prima edizione del Festival Culturale Ideario, il dibattito dal titolo Una patria senza mare, la sponda italiana del Mediterraneo. Un argomento di grande attualità che, partendo dal rapporto storico che l'Italia, la Sardegna e lo stesso capoluogo sardo hanno con il mare che le circonda, si è snodato su diversi livelli fino ad arrivare al ruolo e all'importanza della costruzione di una cultura del mare all'interno della politica nazionale e regionale, con uno sguardo rivolto anche verso il futuro. Ad intervenire durante il dibattito moderato dal giornalista e vice direttore di News Mediaset Gianluca Mazzini, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, lo storico Egidio Ivetic e lo scrittore Marco Valle. Qual è l'importanza di questo evento, in particolare di questo dibattito all'interno di un festival culturale? Diciamo che non è usuale parlare di Mediterraneo all'interno di un festival culturale, però il ragionamento che abbiamo fatto è che il Mediterraneo sia una condizione necessaria per la nostra terra, per la nostra isola, ma anche per l'Italia. Forse in questi anni in cui anche la geopolitica mondiale è cambiata da un rapporto est-ovest, siamo passati nuovamente a un rapporto nord e sud, l'Italia e la Sardegna hanno perso un po' di consapevolezza sul ruolo che possono giocare dal punto di vista non solo economico, non solo sociale, non solo politico, ma anche culturale all'interno del Mediterraneo, e quindi c'è la volontà di affrontare un dibattito che potesse creare maggior consapevolezza nei nostri concittadini, anche di capire quale può essere il ruolo delle città, non solo dei governi ma anche delle città, delle tante città portuali che si affacciano sul Mediterraneo. Cagliari è una di queste, al centro del Mediterraneo assolutamente deve giocare un ruolo. Il principio di insularità è stato approvato anche per questo. Cosa sta facendo Cagliari per rilanciare la Sardegna e renderla più competitiva in Europa? Quello che stiamo cercando di fare come amministrazione è di recuperare il rapporto con il mare, in particolare di disegnare tutta la parte, diciamo, del lungomare come area di sviluppo della città. La città del futuro per me è quella che va tra via Roma, diciamo, tra Giorgino e il Poetto, che sappia far sì che tutte quelle aree diventino aree spazi pubblici che siano a disposizione dei cittadini, dove possono svolgere tante funzioni, realizzare vita sociale, possano
possa essere elemento di attrazione turistica, elemento di ricchezza, elemento di costruzione di un futuro più solido e più ricco per le nostre comunità e perché no, anche per attirare altri cittadini da altre parti d'Italia e del mondo ed Europa in particolare, visto che a Cagliari si vive bene, c'è un'ottima qualità della vita, c'è anche un costo della vita medio-basso rispetto ad altre realtà e la tecnologia ci ha insegnato che oggi si può anche stare in una città lavorando in un'altra, quindi sono tutti i fattori su cui vogliamo giocare una partita. Lei ha sottoscritto la Carta di Firenze per promuovere le relazioni interreligiose e interculturali con gli altri paesi del Mediterraneo. A che punto siamo e come sta andando questo discorso, questi incontri? È stata una bellissima esperienza, innanzitutto un'intuizione che ha visto i sindaci delle principali città che si affacciano sul Mediterraneo, comunque europee, e gli arcivescovi delle città incontrarsi e anche i rappresentanti religiosi, perché c'erano anche rappresentanti religiosi, c'erano anche cristiani ortodossi, c'erano anche alcuni rappresentanti del mondo arabo, la volontà di incontrarsi per discutere il futuro del Mediterraneo, sapendo che si parte da un rapporto paritario nelle differenze, ognuno ha la sua cultura, ognuno ha la sua tradizione, non vogliamo creare un mondo omologato, una cultura diciamo un po' marmellata che omogenizza tutto, ma sapendo che si deve rispettare, perché dal confronto tra di noi, tra le nostre culture e le nostre tradizioni possono nascere opportunità e dobbiamo avere la capacità di creare modelli di sviluppo che siano modelli di sviluppo in ogni territorio, ognuno con la propria forza, anche col contributo di chi è più magari avanti dal punto di vista economico. Io credo che poi su questo un altro lavoro che sia importante fare sia quello dal punto di vista culturale e penso che Cagliari con l'università possa giocare un ruolo importante. L'avevo già proposto, ne ho parlato anche col rettore, sarebbe per esempio bello costituire a Cagliari un'università del Mediterraneo, sarebbe un ponte tra le due sponde del Mediterraneo, una connessione culturale con chi viene dalla parte sud, più sud, perché anche noi siamo sud del Mediterraneo, e la creazione di un legame che poi diventerà un legame indissolubile tra le due parti del Mediterraneo. Una domanda più in generale, quanto è importante per l'Italia avere un ministro per le politiche del mare? Io credo che sia fondamentale, non fosse altro come dicevo prima, che per creare non una cultura italiana nel Mediterraneo, ma una cultura del Mediterraneo, per far sì che si diffonda anche una conoscenza della storia del Mediterraneo. In questo mare, in questo lago di Tiberiade, come lo chiamava un grande sindaco, Giorgio Lapira, sindaco di Firenze, è nata la civiltà occidentale, quindi sotto questo punto di vista è fondamentale recuperare quella storia, quella consapevolezza, sapendo ovviamente che il mondo è cambiato e che comunque dobbiamo ricreare una cultura del Mediterraneo. Ministro Musumeci, qual è l'importanza di un dibattito così complicato in un festival culturale? Intanto è importante che ci sia un festival dedicato alla cultura. L'importante è che non sia monotematico, che non sia di parte, che non sia animato da pregiudizio, ma che consenta il confronto di idee diverse e a volte anche contrastanti. La cultura è ricchezza soltanto se riesce a mettere assieme tesi a volte anche divergenti, perché alla fine il giudizio spetta al pubblico. Ed io ho trovato questa generosa iniziativa di Fabio davvero interessante. Sono qui per testimoniare attenzione, ma anche un mio piccolo contributo sulle politiche del mare e su come il mare abbia contribuito a realizzare la storia del Mediterraneo e dell'Italia in particolare. Quindi è un'iniziativa che spero possa resistere nel tempo. Emerge sempre di più la necessità di costruire una cultura del mare, si sente la necessità impellente. Ecco, come si può costruire una cultura del mare e cosa sta facendo il governo? Ma la cultura del mare di fatto esiste già ed è in ciascuno di noi, l'approccio è diverso, ma è difficile pensare al sistema mare senza una consapevolezza degli operatori. Penso alla cultura della tutela del mare, penso alla cultura della pesca, penso alla
cultura dell'approccio turistico, ricreativo. Tutto quello che riguarda il mare è dettato da una consapevolezza culturale. L'obiettivo del nostro Ministero è quello di mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti che direttamente e indirettamente si occupano di mare per promuovere una politica di coordinamento e di programmazione. Oggi il mare consente all'Italia di svettare nella economia europea, siamo la seconda potenza europea per crocieristica, siamo la terza per turismo balneare e turismo marittimo, per il turismo da diporto, quindi siamo davvero in buone acque, è il caso di dirlo. Serve aumentare le potenzialità e soprattutto guardare alle criticità, penso all'erosione costiera che è un fenomeno sempre più dilagante e penso all'inquinamento del mare Mediterraneo. Lei pensi che ogni minuto vengono riversate a mare 33.000 bottiglie di plastica. Questo determina inesorabilmente un limite all'attività ittica, all'ambiente marino e al turismo stesso. La Sardegna sta facendo abbastanza per il mare? Nella economia del mare italiana la Sardegna è fra il secondo e il terzo posto, mantiene una posizione di grande privilegio come tutto il mezzogiorno d'Italia. Segno evidente che un'isola così importante come la Sardegna nel Mediterraneo ha saputo conservare questo legame col mare, senza il quale elemento sarebbe stata impossibile la civiltà dei popoli mediterranei, ed è importante che continui ad investire in questo senso. Noi vorremmo sostenere tutte le regioni del Mediterraneo anche in una prospettiva nuova, perché il nostro mare, che fino a ieri era un mare di frontiera, oggi è diventato un mare di cerniera. Il Mediterraneo è tornato ad essere un mare di scambi, un mare attraversato da migliaia di navi mercantili. Sapere cogliere questa opportunità significa investire, significa far crescere il prodotto interno lordo, significa occupazione, significa ricchezza. Senta, quando si parla di Mediterraneo a volte si dimentica quella che è stata la sua storia per passare un po' all'attualità in cui effettivamente nel Mediterraneo si muore. Come si è arrivati a questa visione? Il Mediterraneo, come quasi tutti i mari, è un mare che ha segnato battaglie, ha segnato morte, ha segnato vittorie, ha segnato ricchezze. Purtroppo negli ultimi decenni il Mediterraneo è diventato un grande cimitero senza croci, se lei si riferisce al fenomeno migratorio. Ed io mi chiedo perché l'Europa è rimasta inerte e inerme di fronte a questa vera e propria strage. Premesso che una persona che rischia di annegare va sempre e in ogni luogo soccorsa, ciò premesso, quella gente non dovrebbe partire dalle coste africane, dovrebbe essere lì efficace l'intervento dell'Unione Europea d'intesa con gli stati del Nord Africa per sottrarre questo flusso ai mercanti di carne umana, i quali da ogni cittadino africano a volte ricevono anche 2-3 mila euro per questo viaggio senza esito molto spesso. Ecco, e bisognerebbe davvero razionalizzare l'intervento, è un fenomeno che non si può arrestare, quindi noi abbiamo chiesto, e finalmente l'Unione Europea è consapevole di questo, abbiamo chiesto di intervenire in maniera unitaria, solidale, con i paesi del Nord Africa, se necessario anche con un impegno finanziario, per porre fine a questo vero e proprio massacro, a questa vera e propria strage di innocenti. Peraltro, se regolato, il flusso dei migrati diventa una risorsa per ogni paese membro, e il fatto che finora se ne sia fatta carica soltanto l'Italia e la Sicilia in modo particolare, o la Grecia in parte e Malta, dimostra quanto cinismo e quanto indifferenza ci sia stata nel nord dell'Europa. Speriamo che cambi la musica.
Dalla manifattura Tabacchi passiamo ora al Conservatorio delle Figlie della Divina Provvidenza a Cagliari, luogo scelto per ospitare la 4ª edizione del premio Nemo Profeta, organizzato dall'Associazione Ingegneri, Cultura e Sport e dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, dedicato alle eccellenze della cultura e dello sport sardo, a coloro che hanno trovato un riconoscimento lontano dalla propria terra e che non vedono ancora il proprio valore giustamente apprezzato nel nostro territorio. Come nasce questo matrimonio curioso tra ingegneri e sportivi e come nasce appunto il premio Nemo Profeta? Il premio nasce proprio per dare spazio e dare visibilità e premiare il sacrificio di tutti quegli atleti e quei personaggi del mondo culturale che spesso trovano difficoltà a trovare successo nella nostra terra per diversi motivi. Ad esempio nello sport noi cerchiamo sempre di privilegiare tutti quegli sport, diciamo così, meno ricchi, quelli che hanno meno sponsor, meno possibilità quindi di portare i nostri atleti a gareggiare alla pari con gli atleti del continente. E non a caso abbiamo dato il primo premiato di Nemo Profeta è l'apneista Chiara Obino, una dentista, una mamma anche di una certa età, perché Chiara oggi ha già 40 anni e nonostante questo con grande sacrificio gareggia. A Chiara direi che abbiamo portato fortuna perché ha vinto quest'anno, ha fatto il premiato mondiale, quindi speriamo di portare questa fortuna anche agli altri. Vi annuncio quelli che sono oggi vincitori. Per lo sport è Dalia Cadari, la nostra brava e bella atleta olimpionica, alla quale facciamo tanti auguri, e poi Davide Paulis. Davide Paulis è un ragazzo di Quartu Sant'Elena che con sacrificio e con passione si allena ed è stato chiamato in nazionale. Quest'anno con la nazionale italiana ha vinto i campionati del mondo risultando niente meno che il capocannoniere, quindi con grande piacere lo premiamo, è qui con i suoi genitori e diamo il premio anche a lui. Per la cultura credo che sia un vero scoop perché premiamo Milena Agus, una scrittrice tanto brava quanto schiva che però è qui con noi e direi che Milena, che io ho conosciuto per aver letto che era la scrittrice più letta in Francia col suo primo libro, Mal di Pietre, e che oggi è ritenuta dalla critica accreditata tra le migliori scrittrici italiane. Ha detto che vengono premiati i ragazzi che trovano un po' di difficoltà a emergere qua in Sardegna per poi trionfare a livello nazionale. Secondo lei il fatto di vivere in un'isola un po' penalizza? Penalizza moltissimo. Noi l'altro anno abbiamo premiato i nostri velisti. Adesso i nostri velisti stanno risultando tra i migliori del mondo, stanno dando delle grandissime soddisfazioni a Cagliari e allo sport sardo. Loro hanno naturalmente, soprattutto in sport come la vela, la difficoltà a confrontarsi fin da giovani e come col nuoto con altri atleti ugualmente bravi e quindi non hanno la possibilità di crescere, non avendo sponsor ed essendo sport costosi con i viaggi che comportano. Quindi adesso noi cerchiamo sempre, ma vedo che anche la Regione si sta avvicinando a questo problema, agevolando anche gli sport che vengono ritenuti minori, ma che credo che rispetto agli sport ricchi possano dare a Cagliari molte più soddisfazioni. Prima di tutto, come ti senti a dover ricevere questo premio? Questo premio sarà bello, simpatico e anche mi piace essere entrare attenzione, mi piace. Un po' egocentrico oppure è talmente tanta la passione per lo sport che non vedi l'ora di essere premiato per i tuoi trionfi? La prima, l'emozione sarà sempre con me, sarà bellissimo, anche sarà divertente. Cosa hai provato quando tu e la tua nazionale avete vinto i mondiali di basket? Beh, con la nazionale di basket sarà bello, ho trovato un sacco di amici e anche
anche i miei allenatori, anche Giuliano, Francesca e Mauro. Grazie a loro ci ha fatto andare avanti e essere sempre i primi. Qual è il tuo punto di forza? Qual è la cosa che ti piace di più nel basket? Per me, per il basket sarà bello e essere intelligente, sarà uguale come anche gli altri allenatori. Adesso qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo sarà un modo di diventare grande. Una stagione di successi e una stagione anche di premi. Oggi il premio Nemo Profeta, cosa significa per te? Sì, una stagione di successi e una stagione di tanti premi. Sono molto contenta, molto orgogliosa, veramente per me è un piacere ricevere così tanti premi, considerazioni insomma, da parte di ogni insomma, amministrazione eccetera. Quanto è difficile affermarsi qua in Sardegna e quanto è difficile affermarsi in territorio nazionale nel resto d'Italia? Sì, questo premio è dedicato a chi emerge soprattutto nel resto d'Italia. Sì, diciamo che affermarsi in Sardegna non è molto semplice, però insomma ci stiamo riuscendo, poi insomma a livello anche nazionale, internazionale ci stiamo facendo sentire, questo è veramente secondo me importante, portare sempre anche una piccola bella parte della Sardegna nelle proprie insomma che possono essere trasferte o gare. Quali saranno i tuoi prossimi impegni? Allora, adesso mi sto allenando, sono in preparazione invernale, insomma, quindi belli allenamenti tosti, fra diciamo qualche mesetto inizierò a gareggiare, vediamo insomma piano piano quali sono gli obiettivi. Ma è sempre una grande gratificazione ricevere dei premi e anche riceverli a casa propria, perché comunque il premio è, come dire, la materializzazione dell'apprezzamento che gli altri hanno verso quello che tu hai realizzato, per cui condividere le proprie imprese con gli altri ha sempre un valore aggiunto. Mamma, lavoratrice e pluricampionessa mondiale, come fai a coniugare tutto quanto? Questo diciamo che ci vorrebbe un tempo un po' più lungo di un'intervista per raccontarlo, però sì, è un po' la chiave del mio percorso, in realtà è stato questo, imparare a mettere insieme delle cose apparentemente molto diverse che in realtà ho scoperto sono molto più simili di quello che credevo, per cui la verità è che nel momento in cui cresco come atleta cresco un po' anche come medico e un po' anche come madre e viceversa, per cui è stato un percorso che è andato avanti integrando bene questi tre aspetti, ognuna con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi e realizzando un percorso che per me è stato straordinario, quindi sono felice di aver avuto la perseveranza di farlo. Dicevo, pluricampionessa mondiale, hai battuto un tuo stesso record, quali sono adesso i tuoi obiettivi? Allora un po' forse per un fatto anche di età inizia a diventare difficile porsi obiettivi perché veramente ho un'età in cui sarebbe più facile pensare al ritiro che non a nuove stagioni, però continuo in effetti ad avere grande piacere ad andare sott'acqua, continuo a essere competitiva e quindi continuo a progettare stagioni agonistiche. Diversamente da quando ero un po' più giovane non mi pongo obiettivi precisi, mi pongo più obiettivi generali e quindi magari di partecipare a un determinato tipo di gara, magari un campionato del mondo, piuttosto che fare una cosa diversa, anche perché ho molto chiaro dentro di me un po' quello che ho raccontato oggi, il concetto di impegno, che ti può portare a centrare traguardi anche insperati, perché alcune volte diventa difficile porsi traguardi troppo ambiziosi e in realtà essere supportati invece dalla consapevolezza che l'impegno comunque ti condurrà lontano, ti permette di centrare, come è capitato per me quest'anno, traguardi che non erano stati progettati ma che in realtà erano alla mia portata. Vivere in una terra, in un'isola come la Sardegna, ostacola un po'? Sai, vivere in una terra come la Sardegna per una persona che ama il mare è un grandissimo vantaggio perché ho la possibilità comunque di vivere questo rapporto che per me è molto intimo in maniera continuativa tutto l'anno. Ostacola
purtroppo l'insularità e quindi la difficoltà nei trasferimenti, il fatto che c'è sempre un trasferimento in più, il fatto che purtroppo alcune volte, come sappiamo, i trasporti non hanno un'efficacia ideale per chi deve progettare delle trasferte, alcune volte con largo anticipo e non si hanno magari le disponibilità dei voli del periodo in cui si deve partire, alcune volte invece in maniera improvvisa e idem, insomma non è semplice coniugare le trasferte con l'insularità, quello sì. Che sensazioni ti dà il tuo sport? Cosa ti trasmette? Tantissime cose, sicuramente la libertà. Io dicevo che per me la libertà è un valore fondamentale e andare sott'acqua all'apnea è un senso di libertà assoluto. Poi un po' credo che chiunque ha un rapporto intenso con il mare sa quanto coinvolgimento emotivo, quanta intimità, quanta bellezza ci sia nell'acqua e quindi l'emotività nel mio sport, l'introspezione, l'aspetto mentale è sicuramente una sfaccettatura molto importante di tutta la preparazione. Grazie. Grazie a voi. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Valerio, buonasera. Siamo sulla sponda ovest del terminal rinfuse del Porto Canale di Cagliari, una delle zone e dei luoghi che hanno chiaramente
un polso molto diretto con l'economia, tutta l'economia, i vari comparti e settori strategici dell'economia isolana. Io sono in compagnia di Vincenzo Corazza, che è l'amministratore delegato del CTO. Alle nostre spalle state assistendo al carico e scarico di materiali che andranno in una centrale Enel, roba che brucia e produce energia, e quindi siamo nel cuore pulsante di quella che dovrebbe essere un'economia. Vincenzo, il Portocanale è vivo, sta provando a lottare, a sopravvivere, voi del CTO siete il braccio operativo, cosa può raccontarci? Possiamo raccontare che abbiamo quasi superato il periodo di pandemia senza avere grossi scossoni, perché poi comunque le industrie si dovevano approvvigionare di materie prime e questo ci ha permesso di andare avanti in un certo modo. Chiaramente i volumi di traffico non sono quelli ante pandemia, comunque stiamo riprendendo, già dal 2001 c'è stato un segnale di forte ripresa. Oggi movimentiamo tra le 800 e 900 mila tonnellate di merci diverse. E invece quali erano, stiamo su questo dato che è significativo, quali erano pre-pandemia, quindi 2019 e inizio 2020, i numeri di questo braccio del Portocanale, il Rinfuse? Beh, almeno si sfioravano il 1 milione di tonnellate, quindi siamo leggermente al di sotto, ma comunque questo ci consente di andare avanti con, diciamo, buone prospettive. Alle nostre spalle si possono notare 2 gru mastodonti che magari il cittadino normale non ha idea. Cosa possono costare questi mezzi? Allora, questi mezzi quando sono stati acquistati costavano intorno al 1.250.000 euro, almeno questi. Poi ne abbiamo un'altra che è di ultima generazione, una Liebherr 650, che ha una capacità di sollevamento di 140 tonnellate e a questo punto un costo all'incirca di 3 milioni di euro. Quanti operatori sono adesso con il CTO impegnati, diciamo in generale, quanti sono? In CTO gli operatori sono 22. E abbiamo la possibilità in questo nuovo rapporto, che poi non è nuovo, di cooperazione con l'Università di Cagliari, abbiamo la possibilità di formarli e aggiornarli. Proprio in questi giorni voi avete tenuto un convegno in cui c'erano una serie di figure, dallo psicologo al giuslavorista. Quali erano e quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono di fare in modo che il lavoratore abbia una sorta di passaporto. Cioè, in definitiva, in questo documento verranno elencate tutte le competenze acquisite, le professionalità che andremo ad incontrare con le situazioni che verranno a crearsi, con nuove opportunità di lavoro. Quindi dobbiamo essere pronti a dare risposte a coloro i quali ci chiedono un servizio di alta tecnologia, di alto valore e comunque senza lasciare distante la questione uomo. L'uomo, il suo valore, la fatica, la sicurezza, l'ambiente. Ecco, sull'ambiente e la sicurezza ci torniamo. Intanto le chiedo, i simulatori di gru portainer, cioè quelli che allenano i piloti delle gru, ma anche i simulatori utili a chi guida i camion e gli autobus che sono in Cittadella Universitaria di Monserrato, guidati dal gruppo che prima era del professor Fade e adesso è del professor Gianfranco Fancello. Ecco, in che modo possono essere utili per stare all'allenamento, per aggiornare i vostri uomini? Sono molto utili perché lì c'è la base per cui un neofita può affrontare l'operazione portuale, quindi la guida delle gru, la guida del RERAL e qualsiasi altro mezzo che si muove nell'ambito portuale. E in questo caso la collaborazione con l'università è indispensabile perché le nuove tecnologie le portano i grandi pensatori, io penso. Poi bisogna che venga messa in mano al lavoratore in maniera che l'applicazione sia corrispondente agli standard che ci siamo prefissati. Lei prima parlava dell'uomo, quindi del valore e delle caratteristiche che l'operatore deve comunque mantenere e quindi delle tutele e della sicurezza che deve avere. Qual è lo standard di sicurezza qui al Portocanale che seguite voi del CTO?
Beh, gli standard di sicurezza, uno in assoluto, abbiamo 0 infortuni. Proprio non andiamo oltre lo 0. E a questo punto il lavoratore è consapevole del ruolo che ha, partecipa all'attività dell'azienda, ci vive, in poche parole si mette addosso la maglia della nostra società. Quindi gioco di squadra, quindi un DNA di grande condivisione anche in quelle che sono le operazioni di garanzia e di sicurezza antinfortunistiche. Ma detto questo, dove va questo settore? Fra 10 anni lei come lo immagina? Ma io fra 10 anni lo immagino con una zona retroportuale che abbia l'opportunità di dare tutti quei servizi che oggi non si riesce a dare in un ambito abbastanza ristretto. Qui abbiamo necessità di spazi, abbiamo necessità di capannoni, abbiamo necessità di luoghi, un district park che sia il vero senso della produttività. E le industrie non fanno altro che richiederci continuamente di avere a disposizione capannoni per lo stoccaggio delle merci, capannoni per contenere le merci, per gestione di magazzino e quant'altro. Noi ancora non lo possiamo fare, aspettiamo che questo venga realizzato nella zona retroportuale, ci auspichiamo che questo avvenga il più presto possibile in maniera da poterci misurare anche su nuove tecnologie. Giovanni Camba è il coordinatore generale di questa straordinaria officina produttiva che in tanti non immaginano sia così movimentata e così efficiente. Alle nostre spalle abbiamo un'operazione che conclude lo scaricamento di questo materiale che viene bruciato in una centrale Enel, la gru scarica e la Benna mette su questi camion. Proviamo a raccontare questo percorso. Beh, noi predisponiamo tutta l'operazione a priori, avendo le informazioni delle agenzie. Noi predisponiamo le gru con le attrezzature, come vedete sono dotate di polipo piuttosto che di benna. Prepariamo anche la pala meccanica che ha una benna maggiorata con un sistema di alto ribaltamento che gli permette di caricare questi gran volume. Quando arriva la nave noi mettiamo i teli per evitare l'inquinamento, chiaramente, in modo che quando arriva la nave noi in tempi rapidi siamo pronti allo scarico e al ricarico della... Ecco, parliamone. Intanto arriva questa nave, cosa sta scaricando e quante ore ci mette e quante ore poi sono necessarie per trasferirlo alla centrale Enel. Sì, diciamo che questa nave ha circa 3.600 tonnellate di cipato di legno. Noi impieghiamo tra le 18 e le 20 ore con 2 gru per scaricarla completamente. Andiamo a bordo dopo l'intervento del chimico del porto che viene a controllare che ci sia l'ossigeno necessario nelle stive per lavorare in sicurezza. Siamo dotati anche di macchinette che rilevano del gas eventuale, quindi lavoriamo in totale sicurezza. Una volta che noi finiamo lo sbarco ha bisogno di almeno 2 giorni per poterlo trasferire alla centrale, dopodiché noi puliamo tutto e siamo pronti per la nave successiva. Allora, un po' di prezzi, cosa costa e che tipo di inquinamento produce questa benna adattata e quanto contiene insomma? Allora, il polipo della gru è un 17 metri cubi, chiaramente deve essere rapportata alla pala alla potenzialità della gru, anche questo è un 17 metri cubi che ci consente di caricare, avrete visto già dalle immagini, una macchina da 90 metri cubi in pochi minuti. Ecco, questo, considerando che ha un peso specifico molto basso, noi abbiamo la necessità di aumentare la volumetria e di accelerare il processo sia di scarica che di ricarica del materiale. Io credo che faccia assolutamente parte. È un'iniziativa promossa annualmente dal CRS4, il centro di ricerca del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. È dedicata a giovani ricercatrici under 32, nate e residenti nell'isola e che operano in Sardegna, le cui attività scientifiche o le cui tesi di laurea abbiano come oggetto argomenti nell'ambito dell'aerospazio, della medicina predittiva e digitale, del patrimonio culturale, della modellazione e della simulazione.
Al premio Giovani Ricercatrici 2022 hanno partecipato in 23 e la spuntata Silvia Gervasoni, laureata in biotecnologie del farmaco, con un dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche e con attività di ricerca in ambito farmacologico. Il concorso rientra tra le attività del piano di uguaglianza di genere del CRS4 con un sistema di impegni ed azioni da realizzarsi nell'arco del triennio 2022-24 per promuovere l'uguaglianza di genere allo scopo di creare ambienti di lavoro più inclusivi e integrati mediante una serie di azioni volte al contrasto delle discriminazioni di genere e alla promozione della cultura del rispetto e delle pari opportunità. Professor Cao, come è nata l'idea di questa iniziativa? L'idea nasce perché il CRS4 ha deciso, anche sulla spinta della Comunità Europea, per poter sottomettere i progetti di ricerca, di costruire il piano di parità di genere. Piano di parità di genere che ovviamente ha degli obiettivi diciamo variegati, in particolare ha voluto attraverso questa iniziativa premiare una giovane ricercatrice. Questo per dare anche un significativo messaggio di quanto la presenza femminile sia importante in generale naturalmente, ma nel mondo della ricerca in particolare. Oggi un ricercatore su 3 nel mondo è donna, quindi c'è evidentemente bisogno di incrementare questa numerosità e quindi io credo che questo premio che abbiamo istituito, che ha visto 23 o 24 se non ricordo male partecipanti, tutte di età comprese quindi nate tra il 91 e il 99, quindi super Under giovani, 32. Under 32, super giovani, si sono presentate con tematiche di loro pertinenza vicine alle tematiche che il CRS4 porta avanti e si sono messe in gioco non solo attraverso la presentazione del loro curriculum, ma anche andando a rappresentare, cosa che poi la commissione interna ha valutato, le loro visioni rispetto alle attività che portano avanti, visioni scientifiche che hanno costituito uno degli elementi per l'attribuzione del premio. La dottoressa Gervasoni, penso felicissima di questo premio. Sì, moltissimo, decisamente. È un premio prestigioso, quindi sono molto onorata in realtà di averlo ricevuto. Mi dice qual è il suo sogno nel cassetto? Ma in realtà il mio sogno di cassetto è quello che sto facendo adesso, ovvero fare ricerca. Mi piacerebbe diventare una professoressa universitaria, quindi ci sto lavorando, diciamo. Quando è nata l'idea di partecipare a questo concorso? Ma in realtà appunto qualche settimana fa il mio supervisor mi ha fatto vedere il bando di selezione, ho letto dell'iniziativa, mi sembrava molto importante, per cui ho deciso di partecipare. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentrovati nei nostri percorsi in Sardegna. Oggi, questa sera, siamo a Samugheo per Moyos e Marigas, che sono due unità di misura, una l'equivalente del pane e del grano e l'altra l'equivalente del vino. E siamo in apertura con l'assessore alla cultura del comune di Samugheo, Elisabetta Sanna, che ci racconta questa mostra del pane. All'interno di una casa storica di Samugheo, in realtà una casermetta, una sorta di carcere del passato, abbiamo rappresentato la varietà dei pani di Samugheo, quindi a partire dai pani quotidiani a quelli più importanti. Come pani più importanti sicuramente c'è questo, che è Suzzicchi, che è quello che ci identifica maggiormente, che è una lavorazione di farina di grano duro di semola. È un pane che si consuma per le festività più importanti e soprattutto per il matrimonio, e quindi molto decorato, spesso con uccellini, con fiori, con cuori, con tutte le cose insomma che dovevano arricchirlo e impreziosirlo anche nella sua decorazione. Abbiamo poi dei pani molto particolari e rituali, come questo, che è Sabra Mighedda, che veniva fatto e regalato ai bambini per la Domenica delle Palme, mentre l'altro Sangulla, quello con l'uovo, invece veniva dato ai bambini per la Pasqua. Poi abbiamo, sempre in questa tavolata qua, vedete invece che ci sono dei pani più quotidiani, come Savudighedda, Savarzida, Sarenada, queste cose, così come anche degli altri pani che vedete qui. Sono sempre dei pani o che riguardano dei periodi o delle festività particolari, o la quotidianità, o ancora la stagionalità, perché per esempio Savarighengiada invece è un pane che si presta particolarmente a essere lavorato e consumato in inverno, perché l'abbondanza d'acqua che viene utilizzata nella preparazione, diciamo così, che facilita da una parte la lievitazione e dall'altra invece rende il pane molto spugnoso come tipo di pasta, ed è una pasta che ben accoglie oli come l'olio d'oliva oppure l'olio del maiale, e quindi si può fare il panunto attraverso questo pane, diventa una cosa succulenta. Mettendo della carne a scaldare nel fuoco, si taglia il pane in due, appena esce l'olio, quello buono, il grasso quello buono del maiale, si imbeve di questo grasso, diciamo così, che è una leccornia per il periodo invernale. È molto buono, sì. Bene, e quindi in attesa di vedere con le immagini del nostro Antonio Carta tutte queste bontà, scopriremo oggi a Samugheo anche l'innovazione che si fonde con la cultura, vale a dire in Viniti, un evento che vede protagoniste 22 cantine, e andremo a sentire Giuseppe De Melas, protagonista insieme a tutto il suo staff e le altre associazioni di categoria per la realizzazione di questa prima edizione. La Proloco è sempre fondamentale come importanza, ma anche come veicolo territoriale. Ne parliamo con Francesco Urru. Giovani della Proloco, fortunatamente qui a Samugheo ho visto ci sono tanti giovani. La Proloco, il fatto è che comunque la Proloco è supportata dal suo gruppo folk, è una
il pilastro praticamente della Prolocco è il gruppo Folk, ma da sempre, dalla sua fondazione, il gruppo Folk della Prolocco è dal 54, dal 6 aprile del 54 il gruppo Folk ha sempre fatto parte della Prolocco, quindi logicamente nel gruppo Folk si spera ci siano dei giovani, quindi abbiamo a disposizione tantissimi giovani che sono la manufactura, il braccio armato, diciamo, della Prolocco. Come tutti per questa manifestazione abbiamo voluto organizzare un piccolo sito anche noi per dimostrativo, perché la Prolocco si è occupata di ben altro in questa manifestazione, si è occupata dell'organizzazione generale, però visto che abbiamo disponibilità dei ragazzi, allora abbiamo pensato di fare comunque anche un piccolo sito di promozione degli alimenti tipici. Qui a Samugheo è fondamentale, cioè il comune, la Prolocco, l'associazione Big Now, l'associazione tutte quelle che poi portano sulle strade del Mandron Lisai, ci sono oltre 20 cantine, tanti operatori di food, finalmente si riesce a fare rete. Guarda, per tornare alla Prolocco, dire Samugheo e non dire Prolocco, probabilmente si rischierebbe di dire più non c'è sindaco, non c'è giunta che non c'è Prolocco. La Prolocco esiste da tantissimo tempo, quindi è una cosa impensabile che non ci sia la Prolocco a Samugheo, è sempre stata comunque attiva in tutti i settori, da quando è nata si è occupata della promozione in primis della mostra dell'artigianato tessile, poi da cui Samugheo comunque ha preso il volo, quindi si occupa se no la mano ce la mette in tutte le manifestazioni, non è che ci mette una collaborazione, perché ha delle possibilità anche fiscali, organizzative diverse dalle altre associazioni e dall'ente primario stesso e dal comune, quindi ci muoviamo un pochino a 360 gradi insomma come associazione. Io ho editato da poco, poi sono fresco di nomi, cercherò di fare almeno quanto hanno fatto i miei predecessori in passato. E allora, nel ringraziare Francesco Urru e tutti i suoi ragazzi e lo staff della Prolocco, noi continuiamo qui a Samugheo a conoscere gli altri protagonisti. E in questa prima edizione di Moyos e Marigas, le due unità di misura, una per il vino e l'altra per il grano, troviamo il presidente dell'associazione Big Now che in questo evento nell'evento, in Viniti. Sì, in Viniti, percorsi del Mandron Lisai. L'associazione Big Now da anni porta avanti quest'opera, cioè questo lavoro di confronto tra diversi produttori dei vini locali, sino all'anno scorso coinvolgendo principalmente i produttori di Samugheo. Quest'anno, grazie all'iniziativa del Comune con appunto il progetto Moyos e Marigas, abbiamo voluto coinvolgere tutte le cantine del Mandron Lisai, quindi come vedrete da questa esposizione dei vini... 23 cantine. 23 cantine, sì, tutte le cantine del Mandron Lisai sono interamente coinvolte nel progetto, quindi appunto Infinity percorsi del Mandron Lisai, quindi infiniti percorsi del Mandron Lisai, quindi il racconto non è solo di Samugheo ma deve essere il racconto del territorio, perché poi attraverso i vini si racconta il territorio e la cultura di questo posto e dagli anni prossimi contiamo di allargare ulteriormente il perimetro di questa iniziativa e l'intento è fare appunto promozione del territorio. Il vino diventa veicolo appunto di un possibile turismo esperienziale, visto che partendo dalla Valle di Accoro, quindi a Samugheo, sino a Zara, a Sorgono, Ortueri e Meana, abbiamo uno dei paesaggi probabilmente più belli d'Italia. De Melas, è indubbio che la comunità di Samugheo nasce come cultura da quella tessile dei tappeti, insomma, lei ne è testimone, ovviamente principalmente perché insomma, sua madre Maria Antonietta Urru è insomma una delle nostre bandiere in giro per il mondo, possiamo dire così. Ma il turismo esperienziale può essere definito solo in base all'enogastronomia o anche a tutto quello che rappresenta la nostra Sardegna? Ma assolutamente il mondo vitivinicolo può essere uno strumento che può fare in un certo momento da traino
Però è importante che si crei una rete di collaborazioni, di progetti condivisi, dove magari in un certo momento può essere il mondo vitivinicolo a dare visibilità a questo territorio, che poi noi vorremmo poi fare un ragionamento ancora più ampio, ma vorremmo farlo quindi a livello Sardegna. In un altro momento è il mondo della tessitura, e stiamo parlando comunque di culture che caratterizzano il nostro territorio e la nostra società da millenni, cioè noi abbiamo un'eredità millenaria nel campo della viticoltura, nel campo della tessitura. È importante che si crei una rete, che ci sia un lavoro condiviso, che ci siano dei progetti condivisi per far conoscere queste realtà, questi progetti al mondo. Cioè noi dobbiamo a ragionare, cioè a pensare che questa barriera che vediamo nel mare non è una barriera, ma è un'opportunità di collegarci, quindi lo dobbiamo vedere come quasi un ponte per collegarci con tutto il Mediterraneo e anche oltre. Cioè dobbiamo pensare che la Sardegna possa avere dei viaggiatori, non solo dei turisti, non è che vogliamo fare gli snob, però man mano vorremmo creare un tipo di turismo che attira le persone che vogliono davvero vivere un'esperienza, vogliono conoscere le culture del posto e vogliono condividere appunto queste esperienze. De Melas, questa prima edizione è andata talmente bene che sembrava una 10ª edizione, perché di fondamentale importanza è stata la presenza dei giovani e delle persone mature che si sono fuse fra cultura e innovazione in una serata veramente splendida. Assolutamente sì, ieri sera è stato davvero emozionante, perché è stato raggiunto l'intento proprio di far vivere la festa della comunità intera, ma non solo di Samugheo, ma c'erano persone che sono arrivate da Cagliari ed era bello vedere magari dei sessantenni, dei tredicenni, mia figlia che magari ha voluto fare un assaggio di vino, ma come quasi educazione al bere. Quindi il fatto di poter fare degli eventi di questo tipo è un modo anche di educare, nel senso di rendere anche l'approccio all'assaggio del vino come un qualcosa di culturale, non il semplice bere un qualcosa di alcolico che poi è fine al solo divertimento, è proprio anche quello vivere un'esperienza. Bene, allora con queste considerazioni qui da Samugheo non ci resta, prima di salutarci, che continuare a vedere ancora alcune specialità, ma soprattutto alcune belle caratteristiche di questa splendida cittadina che è Samugheo. Una prima edizione che è andata benissimo. Sì, siamo soddisfatti di questa edizione, soprattutto del progetto che non si ferma a quest'anno, ma sono già nate nuove idee per l'anno prossimo. L'intenzione del Comune è quella di promuovere l'agroalimentare di Samugheo e tutte le piccole eccellenze che Samugheo ha, ma è anche un metodo per combattere lo spopolamento, provando a coinvolgere i giovani, a creare nuove imprese, puntando molto sull'agroalimentare e anche su tutte le associazioni che sono un motore molto importante per Samugheo. Abbiamo visto i giovani della Prologo ed è fondamentale poi per il territorio, insomma, che ci siano i ragazzi a seguire quella che è la cultura. Abbiamo visto i giovani in Viniti, che è questo progetto del percorso del Mandorlo Lisai, quindi un territorio, il vostro, che si sta facendo custode di questa realtà. Sì, oltre la Proloco, Big Now e altre associazioni, c'è anche associazioni di volontariato come il Giardino Fiorito che si occupano di ragazzi con disabilità,
c'è l'Avis che si è occupata di creare le mostre del pane, ci sono dei comitati spontanei che si occupano di arredo urbano. Non so se avete notato i murales che ci sono a Samugheo, alcuni sono nati finanziati da comitati spontanei di Samugheo, quindi i comitati in questa occasione ne approfittano per autofinanziare i loro progetti. Ecco. In ultima analisi, prima dei saluti finali, con le immagini della regia del nostro Antonio Carta, quanto è importante fare eventi, ma soprattutto coinvolgere prima di tutto il territorio, il vicinato, diciamo così? È importantissimo anche per creare il futuro, perché se noi non riusciamo a coinvolgere la popolazione, anche tutto il territorio, non riusciamo ad andare avanti, perché in realtà come Samugheo, ma come i paesi del Mandorlisai, subiscono lo spopolamento. Se non riusciamo a fare rete, a unirci, credo che non si vada da nessuna parte. L'evento Infinity, che ha raccolto quasi tutte le cantine del Mandorlisai, ne è esempio. E anche tutte le associazioni, tutti i casifici, i salumifici, le cantine di Samugheo, fino ad arrivare agli artigiani, che sono un motore trainante per Samugheo, sono esempio che se si fa rete riusciamo ad andare avanti e magari anche a combattere lo spopolamento. Ecco. E anche oggi vi abbiamo voluto documentare una prima edizione straordinaria qui da Samugheo, dove abbiamo visto il connubio fra cultura, innovazione, vino, pane, ma soprattutto i giovani insieme agli anziani per portare avanti la propria identità. E da Samugheo ridiamo la linea alla regia, non cambiate canale perché Valerio Vargiu parlerà insieme a Confagricoltura di quello che è una piaga per la nostra Sardegna, vale a dire le cavallette, e lo farà con un esperto internazionale che proverà a dare delle soluzioni per questo fenomeno che ciclicamente sta sempre diventando più intenso nella nostra isola. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Di Israele, un'amicizia che ha radici antichissime. Robotica, automazione, agricoltura di precisione, sensoristica, utilizzo dei droni, agrivoltaico, tecniche di microirrigazione e impiego dell'intelligenza artificiale in agricoltura nel corso di un'iniziativa promossa in collaborazione con Confagricoltura Sardegna, dedicato ai temi dell'automazione, controllo remoto, sensori, energia e investimenti, dal titolo Agriverso Agricoltura 5.0, Israele incontra la Sardegna. L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione Kenabura Sardos Pro Israele nell'ambito della sua attività di amicizia e cooperazione con il paese medio orientale. Uno scambio di conoscenze e tecnologie con una realtà agricola all'avanguardia e con la società Momentum SRL, un incubatore tecnologico e finanziario per le imprese. La giornata di lavoro, che si è aperta con l'intervento del governatore Solinas e dell'ambasciatore in Italia di Israele, è proseguita con l'intervento di esperti e tecnici del mondo agricolo, del credito, delle istituzioni regionali, delle start-up e delle imprese nazionali e internazionali, con dimostrazioni anche attraverso dei collegamenti in remoto proprio con Israele. Nella seconda parte dei lavori è stata programmata la presentazione delle attività di automazione, controllo remoto e dei sensori in agricoltura. Grande attenzione per l'intervento di Yoav Motro del Ministero dell'Agricoltura di Israele, responsabile della lotta alle cavallette nel paese medio orientale. Presidente Mere, la scorsa settimana un appuntamento importante dove si è parlato dell'agricoltura del futuro. Sì, è vero, si è parlato dell'agricoltura del futuro e stiamo ancora di più pensando al futuro di quelle che sono le nostre aziende. Questa è una grande innovazione per noi, soprattutto cercare di portare il nostro territorio anche alla transizione innovativa che c'è, e soprattutto questo connubio con gli israeliani ci porta ancora più in là, quindi capire se c'è veramente una sostenibilità economica per le nostre aziende. Loro sono i primi della classe, sono riusciti a rendere fertile anche il deserto. Sì, è vero, sono riusciti a rendere fertile il deserto, e anche qui non bisogna dimenticare che noi sardi siamo stati uno dei primi in Italia a utilizzare anche le innovazioni degli israeliani, quindi per quanto riguarda le irrigazioni a manichetta su tutte quante le colture, perché purtroppo anche noi avevamo il problema dell'acqua anni addietro. Parliamo di questo esponente del Ministero dell'Agricoltura israeliano che è venuto per parlare di cavallette, e pare che da febbraio possa iniziare un discorso con la regione sarda. Ma parlare di cavallette non solo, cioè questo bisogna anche per noi, per le nostre aziende, visto e considerato le nuove direttive comunitarie che ci portano ad abbassare completamente le molecole degli agrofarmaci nel prossimo periodo, c'è anche l'opportunità di poter combattere questa piaga delle cavallette, quindi avere degli strumenti innovativi per poter controllare e magari darci veramente una mano a debellare questa piaga che ci sta distruggendo vari territori della Sardegna.
Com'è nata questa iniziativa con Israele? Questa iniziativa è nata già in realtà da tanto tempo che pensavamo di farla. Dovevamo portare qui le nuove tecnologie israeliane che permetteranno realmente di dare un colpo di ottimizzazione e di benessere a tutti i nostri agricoltori sardi. Dunque la tecnologia israeliana permette di arrivare a ottimizzare tutto il consumo e tutto il modo di fare, diciamo, degli agricoltori. L'intelligenza artificiale invece permette di analizzare in un modo inimmaginabile e di arrivare a creare una nuova rivoluzione agricola, che è la rivoluzione dell'agricoltura 5.5. Dovevamo portare qui il top dell'agricoltura 5.5, che sono israeliani, e speriamo veramente dell'impatto che potranno dare su anche il benessere dei nostri agricoltori, perché il cambiare il modo di fare permette anche di vivere meglio sia per il pianeta che per noi. Il momento più importante poi è il risultato quello della lotta alle cavallette. Certo, la lotta alle cavallette da questo punto di vista abbiamo qui un specialista che ha già fatto 3 campagne di successo in 3 paesi diversi con di situazioni molto complicate, ha preso un'esperienza incredibile, ha sviluppato un modo di fare e una tecnologia abbinata che è unica al mondo, e dunque è una fortuna di poter averlo qui e di chiedergli come è andato, come ha fatto per aiutarci a debellare le cavallette che abbiamo anche qui in Sardegna. L'intervento più atteso della giornata è quello di Yoav Motro, che ci parla della lotta alle cavallette. Ci aiuta nel compito Marta Cadoni. Hello, good morning. I will present the battle against locust, against cavallette, and I will present it both as Sono qua per presentare la nostra battaglia contro le locuste, contro le cavallette, e lo farò in 2 modi. Innanzitutto porterò il nostro esempio di come lo facciamo in Israele, e poi mostrerò anche come è possibile collaborare con la Sardegna, quindi mostrerò il modo in cui è possibile sfruttare le tecnologie nel sistema per combattere le locuste. Come si combatte la cavalletta? You really need to want to win. You really need to want to win. You have to have we call it commander, the commander of the battle in the field. He can be given directions from the people in the office. La cosa importante è voler vincere, quindi è necessario avere un comandante della battaglia sul campo che possa coordinarsi con gli uffici, con gli esperti che stanno appunto in ufficio. C'è bisogno dell'attrezzatura, c'è bisogno che collabori con un team dal punto di vista della ricerca, l'irrorazione dei campi, ovviamente anche le forniture e un po' appunto di ricerca che supporti, però bisogna lavorare e scoprire dove le cavallette sono scomode, dove non stanno bene. Work is the night. Yes, we are better than locusts at night. In the day they are better than us. They can fly, they can disappear easily. At night they're stationary, they don't go anywhere. And that's our time. But to find them, we need to track them during the day. Noi lavoriamo meglio di notte, loro funzionano meglio di giorno, e quindi bisogna capire come tracciarle, come riconoscerle. Noi abbiamo il vantaggio appunto della tecnologia per capire dove trovarle e quindi dove si fermano. Utilizzando i droni noi riusciamo poi a intervenire con le irrorazioni notturne, e tra l'altro è possibile farlo sia con i droni che sul campo, e da questo punto di vista noi non abbiamo niente da insegnarvi perché gli irroratori migliori sono fatti in Italia, quindi per intervenire di notte abbiamo bisogno di sfruttare questo vantaggio, che poi sfruttare la tecnologia a nostro vantaggio. Ultima domanda. È vero che da febbraio inizierà a lavorare con la regione sarda? You started working with the region of Sardinia in February. It's up to you. It's up to you. If the region would like us to help
Questo dipende da voi. Se la Regione Sardegna ha bisogno, noi possiamo sicuramente aiutare. Potrei non essere io personalmente, perché comunque lavoro già per il Ministero e per il governo israeliano, però sicuramente ci sono persone nel mio team in grado di collaborare e di arrivare alla vittoria. Sicuramente possiamo darvi una mano, bisogna capire che bisogna affiancare due approcci, cioè avere da una parte la tecnologia, ma anche sapere come utilizzarla, e credo che questo sia l'obiettivo della giornata dell'incontro odierno. Ed eccoci con Nicola Gherardi in rappresentanza del Consiglio nazionale di Confagricoltura. Com'è lo stato di salute del nostro settore rurale alla vigilia di un nuovo anno, il 2023? È uno stato di grande crisi, di grandi difficoltà. Ci siamo trovati a passare momenti che credo nessuno poteva immaginare: il Covid, la crisi dell'Ucraina, un'inflazione che ci insegue, il costo delle materie prime che è alle stelle, più che triplicate, e l'applicazione di queste norme europee che ci vedono penalizzati nella nostra attività con la riduzione dell'utilizzo degli agrofarmaci. Non solo questo problema, perché c'è stato un momento in cui la comunità europea ha pensato che dei prodotti tradizionali di grande qualità dell'Italia, come il vino e le carni, potessero essere nocivi per la salute dell'uomo. Sì, indubbiamente la partita sul Nutri-Score è stata una partita molto importante, giocata da Confagricoltura in prima posizione. Siamo stati fra i primi a contestare e creare una minoranza che si è poi opposta ed affermata. È un sistema iniquo che passa dalle cattive informazioni, non tiene conto di quelli che sono i benefici della dieta alimentare, e in buona sostanza risulta che un prodotto estremamente più nocivo di uno dei nostri possa essere con questo sistema a semafori premiato, o viceversa penalizzando dei prodotti estremamente genuini come i nostri. In questa giornata dove la Sardegna incontra i primi della classe in termini di tecnologie moderne in agricoltura, c'è stata grande attenzione quando si è parlato di lotta alle cavallette. Questo problema, questo riscontro negativo che ha avuto la Sardegna nel corso dell'estate in altre zone d'Italia accade? Ma dunque guardi, io sono un ferrarese, probabilmente lo si sente dal modo in cui mi esprimo, e la presenza degli insetti alieni è un problema drammatico anche da noi. Qui c'è la cavalletta, da noi c'è questa cimice asiatica che ha colpito in prima istanza l'ortofrutto, ma si è poi spostata anche sui seminativi. Non abbiamo presidi chimici che sono in grado di controllare questo tipo di insetto, e quindi stiamo intervenendo con dei sistemi supplementari, con delle reti a protezione delle culture, ma sono tutti dei palliativi. Abbiamo la necessità di uno snellimento nell'ambito procedurale per poter consentire l'uso di nuovi principi attivi, invece ci troviamo di fronte a delle dinamiche che vedono una riduzione dell'uso di principi. Ci vogliono togliere il 62% dei principi attivi che abbiamo, e questa è una cosa gravissima proprio nel momento in cui non abbiamo nessun'altra alternativa. Prima di togliere un principio attivo occorre che ci sia la possibilità di controllare poi esso sia un fungo, un insetto, con qualche altro prodotto. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.